Amici di Sportisidi, buon pomeriggio, un saluto al vostro Marco Genduso, pronto per commentarvi e per guardarci insieme e divertirci per questa 22esima giornata di campionato Serie C2 Girone A che vede scendere in campo Palermo Futsal Club e Città di Bisacquino. Due formazioni che si giocano tantissimo in questo pomeriggio. Con le sue 100 presenze e per il Palermo Futsal la carica da parte degli uomini di casa per questa partita fondamentale, non soltanto per la classifica, anche molto importante per altri fattori. Uno di questi è sicuramente le 100 presenze di mister Natale Gentile sulla panchina rosanero, 100 presenze insomma di successi, di qualità, di grandissime partite, grandissime battaglie chiaramente sulla panchina rosanero, vittorie perché il Palermo Futsal Club, ricordiamo, ha vinto il campionato di Serie D, il girone B lo scorso anno e sempre nella passata stagione ha vinto anche la Coppa Provinciale e è arrivato anche ad un passo dalla Coppa Regionale, perso soltanto in finale contro Atletico Campobello. Dunque un andamento impressionante quello della ciurma, come la chiama mister Gentile, e infatti proprio per questo motivo i rosaneri hanno voluto omaggiare il proprio tecnico, che chiaramente è una figura fondamentale all'interno di questa squadra. Dall'altra parte invece vediamo le Città di Bisacquino, che forse nel girone di ritorno ha un po' faticato in realtà rispetto invece a ciò che ha fatto nella gara di andata. Nel frattempo però c'è ancora una sorpresa per mister Gentile, noi chiaramente andiamo a riprenderla. Mister Gentile sembra qui molto emozionato. Gli applausi da parte di entrambe le squadre, l'abbraccio con il presidente Gabriele Pazzaglia e poi il fotografo Mirko Valenti, e come sempre immortala questi momenti, una targhetta, e poi gli applausi da parte di tutto il pubblico rosanero, come sempre molto presente con la squadra. Mister Gentile è molto felice, qua si vede anche dallo sguardo. Adesso però pensa soltanto a una cosa, pensa soltanto alla partita, perché sa che questi punti, i 3 oggi in palio, sono fondamentali. E sto pensando anche alla scorsa partita, perché chi pensa il turno precedente sa bene che questa è una gara importantissima, ma serve dare continuità, perché lo scorso match è arrivata la vittoria con il risultato di 5-4 contro Torre Cosme del Meno, soffrendo tantissimo, forse anche un po' troppo, però il campo era difficile, la squadra avversaria era molto forte. Però adesso bisogna dare continuità e bisogna farlo partendo proprio da questo campo, proprio dal Tocia Stadium. Nel frattempo vediamo anche le quintetto con Franco, Pisani, Nicchia, Chinnici e Agostino Raccampo. Dunque è tornato Raccampo, è tornato Franco, che nell'ultima partita è stato assente, entrambi uno per squalifica, l'altro per infortunio. L'altro invece vediamo con il 7 Gianluca Corsini in porta, Calogero vinta loro, grandissimo portiere. Poi con la 22 scende in campo lì davanti Macelle, e poi deve essere forse con la 10 Tamburello, sì, Vincenzo Tamburello, e poi a chiudere invece con la 20 Salvatore Marsolo. Queste dunque le scelte di mister Fascianella, che si può comunque vantare di avere una formazione sicuramente molto molto forte. Infatti guardiamo anche come schierata, sempre veramente 1-3-1. Si comincia anche con il primo pallone toccato per il Città di Bisacquino, con Corsino verso Marsolo, pressione alta di Franco, una pressione molto alta. Tamburello, palla gettata fuori. Inizia anche il pubblico rosanero, ormai queste settimane è diventata quasi un'abitudine. Chinnici verso Raccampo, Lorenzo Chinnici vuole l'appoggio, trova Franco, Chinnici, Franco ancora, Chinnici viene attaccato da Masiel e poi cerca di prendere il pallone, ci riesce pure. Sarà rimessa a rosanero quando inizia a cantare il pubblico rosanero anche con dei fumogeni. Adesso noi ve li mostriamo, perché sono proprio davanti Antonio Pisani, che procede con il pallone tra i piedi, scambia con Ale Nicchia, Chinnici, Nicchia ancora, Chinnici, Nicchia scambia con Pisani, si butta dentro, palla di ritorno tentata, non è riuscita, e dunque calcio d'angolo per
il Palermo Futsal Club. Questa è la prima occasione da calcio piazzato. Vediamo come si comporterà la formazione rosanero. Andrà Pisani a battere. Presumo che dovrebbe stare un po' più dentro l'area, però infatti è un calcio d'angolo sprecato. Chinnici alza il pallone per Franco, qui l'aggancio, poi Vintaloro, anzi Vintaloro, scusa, esce bene con i tempi giusti, scontrandosi però forse con il proprio compagno, in particolar modo con Marsolo. Tutto ok. Chinnici, Franco sfida in velocità, poi viene falciato, però non c'è nulla, sembrava potesse esserci qualcosa, non per il signor spagnolo della sezione di Trapani. Marsolo allarga, secondo palo e la sblocca città di Baisequino con il gol di Tamburello che buca Raccampo ed è 1-0. Parte malissimo la formazione capolista di questo campionato con questo 0-1. Dopo appena 2 minuti Tamburello non ha sbagliato, si è fatto trovare pronto con questo piattone. Oggi torna in campo anche Vito La Fiura, capitano, assente invece Gennaro, assente invece ancora dell'ultima partita Emanuele Fiorentino, che manca tanto a questa squadra. Pisani, nicchia, Pisani nuovamente, gioco di suola, Tamburello cerca di fronteggiarlo, poi Chinnici, è molto bravo Maziel. La gara si è sbloccata dopo appena 2 giri di orologio, insomma era molto bella fin dall'inizio. Nicchia allarga verso Pisani, palla incollata sotto la suola, Pisani vuole girarsi con il numero 12, ancora Pisani in mezzo a 2, Corsino lo va ad aiutare, poi palla che favorisce Nicchia, la tira è sempre lì. Quest'Aquino che ha battuto, ricordiamo, il Palermo nella gara di andata con il risultato di 4-3. Una gara dominata del rosanero, ma poi una rimonta bianco-azzurra. Chinnici prova ad allargare il gioco, non ne riesce, deviazione di messa laterale sotto gli occhi del pubblico rosanero, batte Pisani. Franco in panchina, gente come Di Chiara, La Fiura, Catania, Sujon, insomma è una panchina molto importante quella di mister Gentile, può vantare sicuramente di più e più giocatori che possono dare anche qualcosa in più. Macelle salta Pisani, cerca anche la porta, Chinnici la devia, poi soppica leggermente perché c'è uno scontro con il 22. Gioco momentaneamente fermo di rialzarsi, si ricorda un po' il quadricipite. Poi Corsino calcia, viene ribattuto da Marsolo, poi Franco è veloce ma non può arrivare. Un po' di confusione adesso per il Palermo, i primi 5 minuti non sono positivi però. Marsolo non ha veramente fretta di battere. Corsino scorta il pallone fuori, poi mister Gentile parla con Nicchia, dice qualcosa. Raccampo, Nicchia in mezzo a 2 riesce comunque a riavere il possesso, punta la difesa, Nicchia allarga il gioco, Pisani mette sul secondo palo, Vintaloro respinge, fa la prima parata, non era proprio un tiro questo però. Chinnici, Pisani, Chinnici di ritorno, Pisani ancora allontana come può, poi Tamburello del gol dello 0-1, sbaglia il passaggio, Chinnici è un 3 contro 1, Chinnici allarga, Franco accarezza, Franco addosso a Vintaloro che poi fa ripartire subito Tamburello e Raccampo non perfetto di testa. Ma è possibile
si alza la panchina Vito La Fiura, potrebbe fare il suo ingresso al posto di un Nicchia un po' spento. Invece è stato Franco in precedenza ad avere una ghiottissima occasione da gol, divorata però. Adesso si alzano la panchina Farina e Sujan. Masiel si gira molto bene proprio a campo, mischia un po' Chinnici, anche lui un po' con le mani. Pisani Chinnici, Nicchia molto largo sul lato di destra, Pisani riceve, calcia, deviazione, palla fuori, occasione pericolosa con il tentativo provato da Antonio Pisani. Buonissima stagione per lui, sia in ambito realizzativo ma anche quanto riguarda gli assist. Per Pisani infatti sono 18 gol in stagione e 11 assist, insomma in 25 partite, non male di certo. Poi Franco! E la pareggia Nazareno Franco! Un piccolo flipper! Poi l'esultanza davanti la famiglia, davanti la moglie e i due bambini, e fa 1-1 Nazareno Franco, la pareggiata. E si torna dunque in campo dopo il pareggio di Franco. Adesso va a rubare il pallone Pisani, poi calcia ancora con la punta Corsino, si fa trovare prontissimo. Tanto si è aggiornato anche il nostro scoreboard con il risultato di 1-1. Gol di Franco, mezzo assist di Pisani perché è stato più un flipper. Nicchia, Pisani guarda la porta, non la trova, ci ha provato in maniera un po' cattiva per calciare con potenza, poi sbaglia qui, vinta loro. Poi Nicchia prova a calciare, Corsino respinge, Masiel e poi Franco con una bella finta manda al bar il suo avversario. Nicchia, Franco, c'è il taglio alle spalle di Pisani, cerca una misura, Franco la trova, lo fa adesso, vinta loro, respinge come proprio Corsino, Tamburello, Nicchia ancora. Insomma, adesso il Palermo sembra essere messo meglio rispetto a quello che abbiamo visto nei precedenti minuti. Dopo il gol del pareggio qualcosa è cambiato, c'è anche un po' più di consapevolezza dei propri mezzi. Nicchia, si inserisce Chinnici, di ritorno, ottima palla per Franco che calcia ancora e vinta loro con il petto, vuole timbrare ancora il cartellino Franco, questa volta non ci è riuscito ma è la terza volta che si trova davanti al portiere. Dai però! Franco per Pisani che cerca la porta ancora, tanta voglia per Antonio Pisani di segnare. Intanto viene chiamato in time out da mister Fascianella. Forse c'è qualche cambio perché Farina e Sujan dovrebbero fare l'ingresso, probabilmente per Franco e per Pisani, vediamo. Anche La Fiore è un triplo cambio, allora sì, ipotizziamo veramente il cambio. Pisani, Franco e Nicchia fuori, dentro La Fiora, Sujan e Farina. Adesso con Farina e con Sujan sicuramente c'è una squadra leggermente più lenta, però anche un po' più fisica e forse anche un po' più tecnica sull'assist. Mi spiego meglio, sono due giocatori, sia Sujan che Farina, che giocano tanto partendo da dietro per dare tanti appoggi, per dare anche sia una mano al centrale che Chinnici, ma anche a dare manforte lì davanti alla Fiora, perché sono due giocatori comunque che quando scaricano il pallone vanno lì pronti anche per calciare, a difesa per esempio di Franco, un giocatore che gioca maggiormente la profondità. Farina mette giù il pallone, cerca anche lui il primo gol in maglia rosanero, lui che è arrivato guardiamo nelle ultime settimane. Vediamo come ritornerà in campo capitano La Fiura. Chinnici per La Fiora, mette dentro palla intelligente di Farina, ma intercetta bene il città di Bisacchino con il pallone dato in una sala. Poi Corsino, Farina lo fronteggia, lo pressa, vuole rubargli il pallone, poi lo lascia lì. La Fiora cerca di pressare. Intanto Campisi nel frattempo con la maglia numero 9 al posto di Masiele, che aveva effettivamente dato di tutto in campo.
Farina, la Fiura, 1-2, palla che passa, Farina cerca la palla in mezzo, dopo una suolata e mancino, deviazione, sarà calcio d'angolo, intanto il coro per Capitano La Fiura. Va su John, battuta per Chinnici che prova ad aprire il piattone, poi allontana Tamburello come può. Ed è il raccampo, Chinnici. Mettiamoci in tre. Sta tagliando il centrale, da quell'altro. Su John, Ce l'hai Lorenzo, guarda che Michele Nuzzi settimana è stato tra i più propositivi. Chinnici mette dentro, Vintalo allontana, stava cercando il compagno di mille avventure, Vito La Fiora. Poi bellissimo il coro, e chissà che La Fiora non li ringrazi a modo suo. Qui non aggancia bene però, forse anche un po' di emozione per il coach. Corsino, l'ex giocatore di Veco, città di Canicattì, trova Campisi che però si dimentica del pallone. Farina guarda la porta, brutto tiro però anche da parte dell'11. Nel frattempo Catania sta per entrare, invece ancora non si vede in campo di Chiara. Catania potrebbe prendere il posto di Chinnici. Su John con Corsino, c'è Mister Gentile che sta parlando tanto con Catania, chissà che infatti non gli stai dicendo qualcosa per farlo giocare come centrale. Che parla tanto con lui, potrebbe in realtà anche andare su John come centrale, l'ha fatto. Campisi con Chinnici, poi forse una manata per su John involontaria chiaramente. Chinnici si concede un bel dribbling in mezzo a tre, Chinnici ancora perde palla, Tamburello, poi su John va a rubare la palla, La Fiora la tiene lì, Chinnici adesso giro palla, Chinnici c'è largo su John. Infatti proprio dal numero 8 c'è largo La Fiura, ma si preferisce andare dal centro perché la palla è in cassaforte quando è tra i piedi di Lorenzo Chinnici. Farina, La Fiura prova a scambiare con su John, brutta palla però, deve un attimino riprendere anche la confidenza con il campo Vito La Fiora, e quando la prenderà saranno veramente dolori per la difesa avversaria. Marsolo, bella giocata qui, va giù. Poi fuori Chinnici, dentro Catania, effettivamente ha indovinato il cambio. Entra in campo dopo diverse partite fuori Ciccio Catania. Già con Catania e Farina più centrale, questo è un 2-2 praticamente. Su John, Catania, su John, cerca di dialogare, poi va giù su John in maniera un po' divertente. Molto bravo qui Marsolo, è stato bene comunque il Venti rossonero, oggi seconda maglietta per città di Pisa qui, la prima con la bianca azzurra. La Fiura con Corsino, questo è un bel duello alla meglio. La Fiura, poi Corsino rientra, sarà rimessa laterale ma è quasi come se fosse un calcio d'angolo. Entra Ciccio! La Fiura libera su Gian che può calciare, finta, va sul mancino, allarga Farina e poi Vintaloro riesce ad allontanare come può la difesa delle Bisaquino, ma qui è stata una ghiotta occasione con una gran bella palla di Catania verso Farina. Farina avanza ancora con il destro, La Fiura. A tempo si riscalda anche Di Chiara, l'abbiamo chiamato su Gian. Farina può avanzare l'11, allarga il gioco dalla Fiura, di ritorno Farina ancora, fa fulcro per avere spazio Catania. La Fiura si vuole girare, cercava forse il passaggio su Catania ma c'era su Gian ben messo, con un tacco lo avrebbe praticamente liberato sotto porta, ma la Fiura non si è accorto da parte
dell'arrivo da parte del numero 8, che ne approfitta anche per bere un attimo. Mette il pallone giù, Catania vuole un appoggio, Farina in mezzo a 3, difficile tenere quel pallone. Marsolo sulla posizione di Corsino, va al centro di prima, poi Catania, Corsino, Catania la meglio, e l'ultimo tocco è di Catania. Di Chiara è stato uno dei migliori in campo nelle ultime partite, non ha giocato l'ultima per squalifica, però quando ha giocato è sempre stato utilissimo alla causa, con un girone di ritorno superbo. Poi Corsino, raccampo in 2 tempi, anche chiamato da Calais, e fa sentire la sua voce. Sujan, contropiede, può avanzare, va sul destro, scelta sbagliata però. Voleva l'appoggio di Farina, che però non è mai arrivato. Nel frattempo Di Chiara sta continuando a riscaldarsi ed entrerà adesso, forse per Sujan o forse proprio per Farina. Tamburello, dato il gol dell'1-0. Campisi, palla su Marsolo, punta in mezzo a 2, palla di ritorno, Catania, poi scontro con Sujan. Tamburello voleva il fallo di Sujan, dentro Di Chiara. Vediamo come entrerà in partita Di Chiara. Si riscalda anche Lopez. Di Chiara, primo pallone toccato, Farina, la Fiura la tiene, allarga il gioco, Di Chiara di ritorno proprio per la Fiura, che non ci arriva per una manciata di metri. Sarà quindi rimessa con raccampo verso Farina, ormai si sta giocando praticamente in un'unica porta. Catania allarga il gioco da Di Chiara, centrale, Farina apre verso Catania, però arriva a calciare, poi Farina di testa, palla che rimane lì, Campisi, la Fiora con astuzia guadagna una rimessa laterale che va a sbattere il pallone proprio sulla tibia del numero 9 gli scarpini rossi. Catania, sempre molto tecnico, che palla per Farina! E poi vinta loro, prende anche questa, ma che palla di Catania, poi la Fiora! E forse scheggia anche il palo. Lopez sta prendendo al posto di Farina, con Lopez centrale e Catania sicuramente laterale, adesso vedremo. Marsolo lo punta, Lopez è appena entrato, deviazione, forse no, non si aspettava un tiro così da campo, l'ha preso dopo, calcio d'angolo. Quindi calcio d'angolo con Marsolo, che è uno dei migliori dei suoi oggi. Corsino, dopo aver ricevuto il pallone, la scarica sulla fascia, poi Marsolo ancora si gira molto bene, Marsolo! E qui strozza tanto, troppo, però è un gran bel giocatore Marsolo. Lopez, Di Chiara, mezza a 2, veloce Di Chiara, poi la scivolata sul pallone sempre di Marsolo, che recupera l'ennesima palla, va sul sinistro, può calciare, poi cerca l'imbucata. Bravo perché sei temporeggiato, bravissimo. Corsino mette giù col petto e calcia, tanta potenza, poca precisione per Corsino. Scivola a raccampo, Corsino ancora. Gran bella partita anche per Gianluca Corsino, ex Veco, ricordiamo, ma anche Città di Canicattì. Arriva Ciccio. Catania, poi c'è un fischio, perché per Marsolo c'è un po' di sangue, quindi bisogna uscire, che non può giocare con il sangue vistoso. Infatti lascia il campo. Al suo posto entra Daniele Pennino, però non me ne vogliono gli altri, però il giocatore Marsolo è nettamente il migliore in campo dei suoi. Catania, Di Chiara, Lopez, Di Chiara, Pennino va a fronteggiare fino all'ultimo
tempo anche oggi una gran bella porzione di pubblico presente, non soltanto qui nella diretta chiaramente, ma anche accorsi direttamente al campo, sempre a dare manforte a questo movimento alle calcio a 5. Intanto Campisi di ritorno ancora nel campo, cosa ha parato su Pennino, questo è un miracolo assoluto, però sta rischiando tanto il Palermo. Catania dopo il pallone di Di Chiara, doppio passo per lubricare, Catania va sul destro, palla fuori, ma ci ha provato anche Catania. Nel frattempo Franco è pronto a entrare forse. Campisi vuole prendere posizione su Lopez, però Lopez è molto bravo in questo fondamentale. Catania, la Fiura guarda la porta, va sul sinistro, la Fiura vinta loro, l'ha presa andando giù quasi come una tartaruga, forse non l'ha nemmeno vista bene perché c'è il sole contro, quindi è ancora una parata ancora più difficile. Poi Corsino si arrabbia un po' con Tamburello, fuori Catania, dentro Franco. Vediamo se la velocità di Franco potrà essere una mossa, una freccia in più per l'arco di Mister Gentile. Di Chiara sbaglia il passaggio qui. Adesso ci sono due laterali tanto veloci come Di Chiara e Franco, però Di Chiara oggi non sembra per nulla in partita, tanti errori, troppi. È un po' strano perché solitamente Di Chiara è tra i migliori in campo, oggi invece non benissimo, ma chissà che non abbia bisogno forse di sbloccarsi come ha bisogno di sbloccarsi anche la Fiora, che però sta pensando un po' troppo a calciare in porta. Nel frattempo dentro Masiel, fuori invece Campisi, che ha fatto un po' la guerra lì con Lopez per qualche minuto, invece lascia il posto. Masiel era a campo, signor arbitro! poi Masiel travolge. Non c'è fallo però. Raccampo, Franco. Cerca uno spiraglio, trova la Fiura, palla di ritorno su Lopez, che però non ne trova spazio, infatti va ancora dalla Fiura, c'è largo, Franco va sul mancino, poi si appoggia di ritorno ancora, palla che rimane lì, Franco finta, va sul destro, può calciare, si appoggia anche lui, la Fiura, Lopez, nessuno calcia, nessuno che si prende la briga di calciare al momento, con tanto giro, palla di Chiara in controtempo. Vito, poi vieni. Sta per entrare Nicchia per la Fiura. Però l'approssimazione mi sa. Dentro, chiedegli l'appoggio. La Fiura è ancora in campo. Palla illuminante di la Fiura per Di Chiara Carezza. Rientra Di Chiara, vinta loro. Bravissima a rimanere in piedi fino all'ultimo. Poi Corsino allarga, Tamburello mette in controtempo Pennino. La Fiura col fisico vuole rubare il pallone e lo fa commettendo fallo. Calma, Vito! Dice di no la Fiura. Poi fuori Di Chiara, dentro Pisani. Vediamo come impatterà invece nella seconda frazione. Di Chiara non è positiva la prima. Macelle, Lopez, poi Pisani a sportellate, la Fiura allarga il gioco, lo fa adesso per Pisani, che palla, Pisani, vinta loro! Che parata, ma che palla di la Fiora, che palla! La Fiora che ha fatto 2 assist in questo campionato, un po' insolito perché lui solitamente è un assist man, ma quest'anno tanti gol e pochi assist. Pisani allarga, Lopez può calciare, Masiel chiude, ma ce l'ha anche vinta loro chiaramente, come sempre lì pronto ad intervenire. Poi Pisani ribattuto da Corsino, adesso si cerca di calciare con potenza, poi Mister Gentile chiama la Fiura perché lì che è pronto. Lopez scambia con Franco, finta, va sul destro, finta loro, poi la Fiora, Lopez sotto porta, forse l'uomo che meno ti aspetti, Lorenzo Lopez festeggia il compleanno così, l'ho fatto ieri, ma il gol lo fa oggi, 2-1.
dopo essere andato in svantaggio nei primi minuti di partita. Adesso ritorno di 2-1, l'ha ribaltata definitivamente, però c'è ancora tutta la partita e Bisacchino è una buona squadra. Pressione alta di Franco, vinta loro, regali comunque a Franco. È in campo anche Daniele Tumbarello, che va a prendersi subito in marcatura un altro giovane che nicchia. E sbaglia invece Tumbarello. Lopez, Franco accorcia Tumbarello, poi Franco forse deve sprecare il pallone, quindi l'arbitro un po' l'aiuta perché fischia fallo e Tamburello aveva rubato quella palla, però c'era stato un fallo precedente. Lopez, Pisani nicchia con Corsino alle spalle, ruba il pallone anche con l'aiuto di Tamburello, poi si appoggia dietro e qui Marsolo ritorna in campo dopo aver subito il gol, poi Franco fa fallo giusto effettivamente, l'ha preso nettamente. E qui credo che Corsino voglia cercare la porta perché ha un piede per poterlo fare, decisamente educato quello di Gianluca Corsino, tantissimi gol in C2. Anche nell'anno per esempio della Veco, lui da difensore, da centrale, lui non solo vinse il miglior cannoniere del girone, ma vinse anche quello di tutti i generali C2, insomma. Però non va lui, ma Marsolo, che cerca la porta. Qui però forse Corsino avrebbe voluto calciare. Secondo palo, palla rimane di Tamburello, forse direzione di Lopez, vediamo, l'arbitro non abbiamo guardato effettivamente. Sì, però è calcio d'angolo. Non ti girare, Ale, non ti girare. Corsino fronteggia Nicchia, palla che va da Tamburello che cerca di girarla come può. Franco con la punta, Nicchia prova sulla velocità, Corsino taglia la strada, poi Nicchia ancora molto bravo perché guadagna la rimessa. Tamburello forse non si aspettava questo tipo di contrasto, poi Lopez dentro Chinnici, entra il cervello rosanero. Guarda il gioco, Nicchia, palla dentro Chinnici, perfetto, il duetto Nicchia-Chinnici, appena entrato, anche il 10, continua a segnare e lo fa molto molto bello, ma che palla di Nicchia, 3-1. Per rimasto giovinta loro, quando mancano 30 secondi, ricordiamo che poi ci sarà sicuramente un minuto da recuperare per il time out. 1 minuto e 30 quantomeno da recuperare. Tempo Luca Vivarelli da fuori, da Voltrauge insieme a Gabriele Ciracci e poi insieme all'immancabile direttore Filippo Alario, come sempre. Direbbero Certoni, il 12° uomo in campo, quello del calcio a 11, è un po' il sesto giocatore in campo. Quindi intanto dopo il pallone sporcato da Franco, palla ancora alzata per Tamburello e Franco demoniato dopo aver scontato quella che è stata la squalifica. Raccampo, va lungo per Franco, mette giù la palla, impossibile, Franco! Vinta loro! Che parata! Ma che aggancio ha fatto Nazareno Franco qui? Ma fai bene la 3! Fai la 3! Sarà quindi calcio d'angolo con Antonio Pisani pronto alla battuta per Chinnici, corpo un po' troppo lontano rispetto al pallone. Difatti palla nuovamente in calcio d'angolo dietro gli sguardi, messa calcio
entrato lo spy da Marsono con una bella magia, poi Pisani senza badare allo stile, Marsono ancora, Pisani ruba il pallone, Pisani ancora per ancorare questo pallone, nicchia, Chinnici lo spazio, può avanzare, salta nettamente Tamburello, poi allarga il gioco, Pisani la carezza, cerca col sinistro la porta, non la trova adesso però l'appoggio in Ale Nicchia, ma va bene così perché vince il primo tempo, 3-1 il risultato, una gran bella partita con uno svantaggio rosanero nei primi minuti, poi ribaltato. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi sul canale di Sportissimi, perché solo qui in esclusiva tutte le partite del Palermo Futsal Club. A dopo! Sfida da dentro o fuori, al Palacus di Palermo si affrontano il CUS Palermo e il Barcellona Futsal, una gara tra due squadre che stanno in coda alla classifica, 3 punti in più alla vigilia per gli ospiti rispetto ai palermitani. È una gara che dunque si rivela cruciale per il destino di entrambe le squadre in zona play-out. Parte forte il CUS, come vediamo dalle immagini prodotte da Andrea Germano. C'è subito l'intervento da parte di Calderone, poi da una rimessa laterale, ottima conclusione mancina da parte di Leto in spaccata, e bravo l'estremo difensore ospite. Poi all'improvviso una giocata sulla sinistra estemporanea da parte del Barcellona porta alla conclusione vincente e al gol dello 0-1 Adrián Eduardo Sánchez, che batte lo Piparo con l'apertura del piattone destro, e 0-1 al Palacus, ma la squadra di casa, la squadra giallorossa, reagisce subito. Leto mette in mezzo il pallone e c'è la deviazione maldestra che porta all'autogol, che porta all'1-1. Esulta Leto alla Usain Bolt, era lì pronto in agguato Moncada per andare a correggere, ma non mancherà tempo al laterale, all'universale del CUS Palermo per farsi trovare pronto qui sull'assist e con la palla che finisce in fondo al sacco. E 2-1 CUS che ribalta il risultato. Qui buona la giocata da parte di Fuschi, che ha fatto da sponda per il suo compagno di squadra. Ancora insiste il CUS Palermo con questa avanzata da parte di Cutrona, che va a scagliare il sinistro, che si perde alto sopra la traversa, ma ancora una volta l'azione fotocopia di prima, ed è ancora Sánchez con l'apertura del piattone a battere nuovamente lo Piparo, che questa volta ci mette le mani, ma non basta. È un primo tempo pirotecnico al Palacus, è 2-2, ma il risultato cambia di nuovo subito. Qui la giocata di Dell'Aria che la sposta sul sinistro, la palla per Cutrona, che si fa trovare pronto sul secondo palo, la mette di giustezza alle spalle di Calderone, e di nuovo avanti il CUS Palermo con l'ex giocatore di Partinico Audace Palermo Calcio a 5 e 3M. Poi occhio però, perché cerca subito di ripartire il Barcellona con questa giocata, e qui se lo divorano. Il gol del 3 pari con Venuto che interviene in qualche modo sulla spaccata di La Torre. Qui ancora La Torre che cerca di giocare fronte alla porta, ci mette la manona lo Piparo per mettere la palla in calcio d'angolo. Poi bellissima uscita da parte del CUS Palermo sulla pressione del Barcellona, e allora Guarino con la sua lata a saltare Calderone e col tocco di giustezza a porta vuota. 4-2 per il CUS Palermo, il cuore del capitano, il cuore di Mirko Guarino a cercare di risollevare le sorti del CUS Palermo. Qui con le immagini siamo alla ripresa, perché La Torre e Caparbio recupera un buon pallone, e poi questa volta la spaccata è vincente, e la palla del 4-3 e la rete di Claudio La Torre, del vice capitano del Barcellona, che cerca di riavvicinarsi nel punteggio. CUS che allora cerca di ripartire, di tenere lontani gli avversari, ma qui una brutta palla persa. Sánchez va dentro e c'è il palo clamoroso da parte di Venuto, ad un passo addirittura dal pareggio. Il Barcellona dall'altra parte ci prova ancora il CUS Palermo con Moncada, la palla deviata e poi messa fuori. Pressa bene nell'uscita palla degli avversari la squadra di Sgro, che ancora con Moncada sfiora il gol, e poi la conclusione di Guarino finisce fuori. Gioca una buonissima partita il CUS Palermo, che però qui perde una brutta palla con Letto. Allora ancora Sánchez chiama i riflessi di Cicciolo Piparo, che tiene a galla i suoi. Poi su un'azione, su una rimessa, su un tentativo tra i più classici di perdere tempo lontano dalla propria area, dalla propria metà campo, c'è ancora un tentativo da parte del CUS. La palla in qualche modo arriva a Ciccio Moncada per la rete del 5-3, per la rete della doppietta, per la rete del primo +2 di questo secondo tempo, quello fondamentale perché consente al CUS Palermo di chiudere la partita con la vittoria, con 3 punti. Torna al successo la squadra di Sgro, che aggancia in classifica proprio gli ospiti, proprio il Barcellona. 10 punti per i palermitani. Oggi una partita non importante, di più importantissimo. Siamo qui con Filippo Leto, che ci ha raggiunto nella zona interviste.
Raccontaci la tua partita e soprattutto l'importanza di questi 3 punti. Oggi è stata una partita forse una delle più brutte che abbiamo fatto, confronto alle ultime partite, però l'importante oggi era vincere. Anche se magari giochi male e vinci, molte volte è meglio di giocare bene e perdere, come è successo nelle partite passate. Era molto importante vincere oggi perché agganciavamo loro stessi in Barcellona e niente, cerchiamo di almeno arrivare all'obiettivo di fare i play-out e provare a farli dentro casa. Si ritorna in campo per il secondo tempo della sfida tra Palermo Futsal Club e Città di Bisacquino. Subito dei cambi per mister Gentile con Di Chiara, Chinnici, Catania e La Fiura. Da battuta invece vediamo Mascelle, Tamburello, Marsolo, Corsino e Tepali. Chiaramente vinta loro, dall'altra parte non l'abbiamo detto, ma è sempre Raccampo. Vediamo adesso Catania e Di Chiara come laterali, due che si intendono tanto per fare un lavoro complementare. Quello di Catania più sulla tecnica, più sul passaggio, Di Chiara invece più per la corsa. Due vanno a raddoppiare in una maniera terrificante, chiaramente positivo per il Palermo. Chinnici, La Fiura, poi Chinnici nuovamente dalle parti di Capitano La Fiura, vediamo se si sbloccherà in campionato. Catania, Chinnici, ricordiamo 5 giorni di assenza per La Fiura in campionato. Poi Marsolo qui flirta con una bella giocata, Di Chiara gli ruba il pallone, Catania riparte. Il sinistro, Catania si allarga, forse un po' troppo, poi c'è un passaggio, Tamburello invece ringrazia, poi la tocca Chinnici, poi che rimane sempre lì, Macelle. Vinta loro. Persino fa cenno. Masiel. Si complica tanto la vita Masiel. E infatti è rimessa Rosanero con La Fiura che appoggia da Catania. Corsino lo anticipa a sua volta, però la palla va in calcio d'angolo. Catania alza il pallone direttamente per la conclusione al volo, la volée da parte di Lorenzo Chinnici, che però si è spenta. Fuori Catania, Chinnici, tacco di Chiara, allarga per Capitano La Fiura, di ritorno Chinnici ancora, potrebbe provarci, non lo fa perché vede La Fiura messo meglio, si ritorna però da Chinnici. Difende bene Città di Bisacquino, poi Chinnici in mezzo, che giocata, che giocatore Lorenzo Chinnici. Ormai veramente ho praticamente speso tutti gli aggettivi per poterlo descrivere. Lorenzo Chinnici è un giocatore impressionante per questa categoria. Permettetemi di dire anche fuori categoria. Tanto cornice di pubblico fantastica al Toccia Stadium, che verranno immortalate come sempre dal nostro fotografo Mirko Valenti, che anche durante l'intervallo ha continuato a fare foto, insomma, un instancabile lavoratore, anche lui. Nel frattempo calcio di punizione con Catania sul punto di battuta, ma attenzione anche a Capitano La Fiura che sta guardando la porta. E poi si allontana, è uno schema per Chinnici che calcia. Come ginocchia vinta loro, non un tiro leggermente peggiore, poi ha creato qualche problema, poi sbaglia Di Chiara il passaggio di ritorno, Masiel, Catania un po' lo spinge, poi Di Chiara ruba la palla, adesso è decisamente un secondo tempo migliore da parte di Chiara che mette il motorino, Masiel lo stende ed è cumulativo e Chinnici mette il pallone fuori. Ha rischiato tanto Masiel perché non è nemmeno il primo fallo che fa. Nel tempo un crampi forse per Tamburello. Adesso il momento dei cori è arrivato anche per mister Gentile.
Chinnici, la Fiura. Palla di ritorno, Corsino però è nettamente in vantaggio, infatti si concede anche un piccolo dribbling. Marzolo, chiamato da Corsino, Chinnici intercetta la palla, attacco di La Fiora illuminante per Chinnici di ritorno, sta bene che là, La Fiora calcia e Corsino con i glutei. Ci sta provando il capitano, vuole tornare ad esultare davanti al pubblico che lo incita sempre, il leone, perché adesso è tornato, is back Vito La Fiora, Don Vito La Fiora. Ormai tutti lo soprannominano. Esci! Chinnici di testa, La Fiora. Per quelli pazzi come noi, raga! Dichiara sovrapposizione di Catania, lo serve adesso, palla sul secondo palo, era giusta, forse anche la direzione di Corsino non sembrava da qui in realtà. Poi Catania chiama Mister Gentile, dice Mister Cambio, e poi troppi secondi per La Fiura. Sta per entrare in campo Pisani per Catania. Forse è l'ultima azione per lui. Vediamo. Tamburello, tacco su Corsino. Corsino. Si dimentica il pallone di Chiara. Molto bravo sulla pressione. Poi vinta. Loro mette palla fuori. Infatti Mister Gentile chiama Catania. Dice Ciccio alla prossima. Il cambio. Chinnici. Va sul sinistro, può farlo, vediamo, allarga di Chiara, Chinnici, c'è La Fiora che calcia, vinta loro sul primo palo, bravissimo, e poi quasi fa fallo La Fiora, ma poi rimessa al fondo. Masiel mette giù la palla, difficile con Di Chiara che lo fronteggia, poi lo tampona da dietro con Chinnici che la tiene anche lì. Di Chiara, Catania, Chinnici. Poi La Fiora mette giù la palla molto complicata, c'è Catania che si fa vedere, però si nasconde un po'. La Fiora in mezzo a due maglie nere, qui perde anche il pallone. Corsino, Tamburello, vuole rientrare La Fiora. Tamburello sulla posizione di Corsino, non lo serve, va adesso, palla dentro per Corsino, però si è fermato, nel frattempo dentro Pisani, fuori Catania. Di Chiara, La Fiora, Chinnici, palla per Pisani, ma controlla però quando palla è già terminata in out. Minuto 38 di gioco per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali sportivi. 3-1 il risultato al momento. Poi tacco di Marsolo, poi sentite anche la voce di Raccampo che dice a Chinnici come posizionarsi. Marsolo si gira molto bene, Marsolo, e non c'è nessuno sul secondo, c'era però a rimorchio Tamburello. Fuori La Fiora, dentro Nicchia intanto. Aspetta. Sbaglia la rimessa Chinnici però. Fuori Masiel, dentro Pennino. Tamburello cerca un'imbucata per Marzolo che, dicevamo, sta giocando una grandissima partita. Sarà quindi calcio d'angolo, palla per Corsino che non se lo fa dire due volte e ci prova con il sinistro, non inquadra la porta. Pisani mette giù col petto, Pennino, molto bravo qui Pennino, di rimessa nera. Corsino, Pennino con Pisani, due sono freschi però non si sfidano sulla velocità. Corsino, Tamburello di prima, cerca un'imbucata, Chinnici per l'anticipo, Corsino! Raccampo chiude la porta e
qui non bisogna mai concedere azione al città di Pisacchino, perché quando attacca è comunque pericolosa. Tamburello, infatti ricordiamo è anche la quinta della classe, non è una gara facile quest'oggi. Con l'accento Marsolo col tacco lascia lì, dichiara la ruba Tamburello, però come sempre Marsolo è tanto cercato dai suoi compagni. Pennino cerca la porta, Pisani. Palla dietro, Corsino lascia lì a Tamburello, pressione di nicchia e sbaglia. Tamburello chiede anche scusa, però time out chiamato da mister Gentile, con Franco pronto a subentrare forse per De Chiara. Vediamo proprio di sì. Il gioco dopo 40 minuti, dunque dopo 10 del secondo tempo, è fermo sul risultato di 3-1. Una seconda frazione forse leggermente meno divertente rispetto a quella che abbiamo visto nel primo tempo. Gol di Chinnici, ricordiamo, ma non è stato l'unico. Vedo anche Franco e poi Lorenzo Lopez. Dall'altro lato invece Vincenzo Tamburello, che ha anche sbloccato quella che è stata la partita con la rete dello 0-1. Una gran bella palla messa sul secondo palo col piattone, ha battuto il raccampo, che poi invece ha chiuso la porta in più di un'occasione. E Corsino ne sa qualcosa, perché in precedenza sotto porta ha fatto una gran bella parata. Nel frattempo dentro Franco, fuori come dicevamo Di Chiara. Chinnici, Franco rischia tanto, Pennino infatti arpiona la palla, è rimessa Rosanero, però palla un po' trattenuta, però Franco vuole nicchia, c'è il pallone, poi Pisani se la porta un po' laterale, portato fuori da Marsolo e Tamburello fanno un buon lavoro. Marsolo, Tamburello ancora, la controlla col sinistro, palla dietro, Corsino, Pennino si appoggia, Tamburello insegue il pallone, Corsino si ferma perché palla è su Pintaloro che va lungo, testa Franco, poi Chinnici alla meglio, scatta sulla velocità, Chinnici che è il giocatore, allarga ancora verso nicchia, però c'è un calcio di punizione, ma De Giallo, ma forse avrebbe dovuto fare continuare. Adesso sarà calcio di punizione con Chinnici. Leggermente più indietro il pallone. Con Chinnici che vuole forse la porta, qui vedremo. C'è anche Pisani, questa volta non calcia, Chinnici per Pisani, intercetta Pennino, poi Pisani ancora, ma commette fallo. Il rischia De Giallo. De Giallo per Pisani, un po' troppo ingenuità da parte di Pisani, che Giallo che poteva anche evitare. Vintaloro, Marsolo lotta con Chinnici, ma la palla è direttamente dal collega di Vintaloro, ossia Raccampo, anche lui lungo e poi restituisce nuovamente al collega. Ping pong tra i due portieri. Tamburello al centro, Chinnici in anticipo su Marsolo, Pisani non si gira, Corsino, poi Pennino, piccolo step on foot forse di Franco, ma si continua. Franco ancora allarga per Nicchia, palla giusta ma forse leggermente troppo lunga, la tira in campo Nicchia, che velocità, si vede che il giocatore è molto giovane, 19 anni ricordiamo. Tamburello, Franco in anticipo che lotta ancora, sguscia via Corsino, non riesce a servire bene i compagni.
Franco, Pennino alle spalle a dare fastidio. Franco si fa vedere Pisani, ma forse non viene servito, allunga adesso il campo, ma lui preferisce andare da Chinnici. Poi sbaglia il passaggio Corsino con Pisani, che però fa valere il fizio, che fa una gran bella giocata Pisani perché salva tutto, allarga Franco di prima sguscia via, poi sbaglia il dribbling successivo. La Fiera voleva il fallo, ma non c'è nulla. Corsino guarda la porta, attacco, Tamburello, vede Pennino che va incontro, infatti riceve il pallone, va sul destro, Pennino! Palla fuori, non di molto, ma fa bene Città di Pisacchino a provarci, perché è una squadra forte, lo sa ed effettivamente si affaccia anche da quelle parti. Tanto fuori Pisani, dentro su Gian. Franco va giù, scontro con Pennino, tutto regolare, poi palla che favorisce Marzolo, è un 2 contro 2 adesso, Nicchia va a chiudere l'altro lato, calcia Marzolo, prende in pieno su Gian però. Perché un po' la panchina ospite si lamenta con Marzolo, dice passa la prima questa palla, perché insomma avevi un 2 contro 1, poi diventa 2 contro 2, poi ti fai di più. Franco, c'è Nicchia in mezzo, e se lo serve Franco sulla posizione, calcia! Poi Corsino un po' arrabbiato. Rimessa per Marzolo, lotta ancora con Chinnici su Gian, ottimo il raddoppio. Agostino raccampo. Poi Franco puscia bene ancora una volta, lotta come sempre come un leone anche lui. Franco allarga per Nicchia, guarda la porta, prende in pieno il palo, mani in faccia per Nicchia. Pressione alta, c'è anche su Gian, su Tamburello. Tamburello va a lungo per Marzolo, raccampo ancora, poi col fisico. Chinnici prende il pallone, va centrale, l'imbucata, Franco ancora, può mettere dentro! C'erano due compagni, infatti su Gian manda un po' quel paese di compagni. Franco dentro Farina. Franco poteva servire due compagni al centro, c'erano sia Nicchia che Sujan, doveva darla quella palla però. Sujan intercetta, Sujan ancora allarga per Nicchia e prende pure questa, vinta loro, ma è un portiere molto forte, lo sappiamo. Invece il portiere si butta a terra, lui gli fa fare Ma Farina Tamburello, Marzolo, Corsino, poi rischia un po', tocco col braccio. Nel frattempo è venuto anche Guido La Sala, che non era ancora entrato in questa partita. Farina, qui è lui centrale per ora con Marzolo, si scontrano. Poi c'è qualcosa in panchino però. È giallo per Marzolo, è giallo anche per Rosso. Rosso per Pisani che però era fermo. Rosso per Pisani che era fermo però. E Pisani salterà la partita di Marsala. Con Pisani che è stato espulso, però non abbiamo capito il motivo, era in panchina, si è scontrato con Marzolo. Però non capiamo il motivo per il quale Pisani sia stato espulso.
scontro tra lui e Marsolo, però anche Marsolo a dire scusami. Quindi insomma non capiamo. Però insomma ho da capire questa espulsione per Pisani. Quindi rosso per Antonio Pisani che salterà quindi la sfida contro il Marsala. Chinnici. Nicchia in anticipo, Farina, lasciato il pallone, Farina ancora, c'è Sujon, la serve, Sujon, Vintaloro esce, molto bene. Abbastanza sconsolato Pisani, credo che sia anche corretto. Sujon. Nicchia, guarda la porta, Nicchia, cerca la punta! Batte Vintaloro, anche una deviazione e al minuto 50 fa 4-1. Alessandro Nicchia continua a brillare questo giovane ragazzo. Adesso manca veramente sempre meno, 4-1. Un po' di confusione per ragazzi ospiti. Sujon alza, Chinnici, Sujon avanza, allarga per Nicchia ancora, Vintaloro forse la tocca, non la tocca. Adesso si gioca con il quinto di movimento però, con le campifiche lo andrà a fare. Mancano 9 minuti. Corsino, Tamburello avanza alle 10, spalla su Corsino che potrebbe forse anche cercare l'apporto perché è un grande mancino da fuori, ma se lo cercherà poi Sujon forse fa fallo e aveva il forze, fa fallo. Tamburello però il fischio forse no, ha aggiornato conteggio dei falli, dentro la fiera fuori Nicchia. Qui per dare anche maggiore esperienza. Giochiamola la palla, Tempo Calì a incitare il raccampo, questa è un'immagine bellissima. Tra due portieri c'è tanto rispetto. Ma Calì ha sempre avuto rispetto di tutti i portieri passati qui negli anni in rosanero, scorso anno Gianluca Perdichese, poi intanto Corsino col sinistro, Corsino ancora a liberare per i compagni, poi Tamburello messo controtempo dalla sala con Vintaloro che ritorna in porta. Va Farina per Sujon, attende l'arrivo di Chinnici, palla un po' in mezzo, salta l'uomo ma non Marsolo, ancora Chinnici, Farina mette giù. Chinnici di ritorno, Farina, qui bravo qui Corsino. Farina mette dentro per la Fiora, manca l'appuntamento con il gol. Capitano ha tirato vicino veramente questi di centimetri. Va Sujon, per la tira calcio però. Vieni, Calogero! Vintaloro fa rientrare i campisti. Corsino, Tamburello, Corsino si attacca con il quinto, Tamburello ancora, guarda che il gioco molto bene la sala adesso. Corsino sempre la carezza con il suo sinistro, Campisi
La Fiora lo guarda da lontano, sa che non deve andarci sparato, ma deve fronteggiare fino all'ultimo. Che bella giocata che invece rischia tanto. Fa fallo. Dalla Sala. Giallo per Sujan. Giallo per Sujan. Mister Gentile è molto arrabbiato perché il Palermo non ha fatto tanti falli, ma i due gialli arrivati, quello di Pisani e quello di Sujan, entrambi sono stati per protesta. Insomma, bisogna migliorare tantissimo da questo punto di vista e credo che Mister Gentile debba parlare tanto alla squadra in settimana, perché questi gialli pesano tanto. Tamburello allarga Campisi, prende Piero Farina e poi i gialli portano anche le squalifiche. Pisani, se non avesse preso quel giallo abbastanza ingenuo, non sarebbe stato espulso dopo, insomma, da dover citarne uno. E poi le assenze pesano tanto nelle partite e già la prossima è vero che torna Fiorentino, è vero che tornerà pure Gennaro, però manca Pisani. E quindi insomma giocatori sempre importanti. Farina, la Fiora non riesce a vedere sul pallone. Corsino, Campisi di testa Marzolo ci arriva, ma mette fuori dal campo, non l'aveva toccata probabilmente. La Fiora mette giù il pallone, palla che passa, Chinnici lo serve la Fiora e poi la tocca. Quanto basta Tamburello, la Fiora voleva tornare al gol, voleva farlo davanti al proprio pubblico, Tamburello però gliel'ha negato. Poi c'è qualcosa, forse un giallo. La panchina l'ho chiamata di più. Giallo per Fascianelli. Minuto 57 di gioco, mancano 3 minuti, più forse qualcosina da recuperare. Sujan batterà. Riesce, appoggia per Farina, palla rimbattuta e rimessa dal fondo. Vinta loro, Tamburello non si fa il quinto di movimento, quindi ci ruba la palla. Lo stavano quasi per fare, poi con il possesso perso hanno deciso di tornare nuovamente col portiere in campo. Farina, secondo palo su Gian, anticipa tutti e forse chiude anche la partita. 5-1 Ale Sujan, continua anche lui il momento d'oro, ma che palla di Farina che fa il primo assist. Per Mister Gentile, perché entra Lopez per Chinnici, entra anche Franco. E si gioca con il quinto, Campisi. Tamburello per Corsino, la Sala, palla che passa su Sujan, poi Franco, salta l'uomo invece no, poi Sujan, Franco ancora, Sujan può allargare il gioco, lo fa adesso, la Fiora può calciare, vediamo se calcia, la Fiora! Palla che va fuori, non di molto. La Sala, poi Marzolo cerca di nascondere il pallone. Sujan gliela ruba, Sujan può mettere dentro, la Fiora può calciare, la Fiora le finte, la Fiora! È tornato, Isbeck, esultanza, inchino davanti al pubblico. Vito la Fiora fa 6-1, è tornato il capitano, è mancato tanto a questa squadra. E forse vuole anche lasciare il campo, ora no.
adesso vi spoileriamo anche un qualcosa. In mattinata la Fiora aveva annunciato che in caso di gol avrebbe esultato proprio in questo modo, con un bel inchino davanti al meraviglioso pubblico. E devo dire che la Fiora mantiene le promesse, perché ha segnato e è esultato così. E dunque bentornato capitano. A tempo mancano 20 secondi alla fine di questa partita. 6-1, vantaggio iniziale da Ambulello. Poi dominio rosanero su Gian, ci regala un bel giro del mondo per gli amanti del freestyle. Raccampo per Franco, cerca di mettere giù questa palla, era difficile però. Corsino, vinta loro, siamo al minuto 60, vediamo quanto manca. Guarda il cronometro, non ha il fischietto in bocca, ma credo che manchi poco. Marzolo con Lopez, poi su John, la Fiora, bel dribbling, trattenuto, punizione. Su Gian, su Gian a battere, forse l'ultima azione, vediamo Franco, ancora su Gian, 1-2 con Franco, palla che riesce, poi allarga la Fiora per calciare, vediamo, guarda la porta, la Fiora allarga ancora su Gian, la tocca, poi cerca la porta, esce di poco questa palla. La Fiora qui è un po' graziato il portiere perché poteva calciare prima. Marzola mette giù una palla difficile su Gian, aiuta Lopez, poi al centro la Fiora e va bene così. 6-1, vince il Palermo, vince con il Città di Bisacquino con il risultato di 6-1. Qui l'abbraccio delle DS Fabio Alessandra con i ragazzi, l'abbraccio di tutti i componenti delle due panchine, una gran bella partita che sicuramente non ci ha fatto annoiare con le due grandi squadre. Dunque vince il Palermo Futsal Club che continua ad essere la capolista di questo campionato e sale a quota 51. Nel frattempo anche il balletto, l'entusiasmo di Fabio D'Alessandro e le DS del Palermo, non perché è un direttore sportivo, quello è Giorgio Buffa chiaramente, però è un po' il nomignolo dato dalla società. Nel frattempo con questa meravigliosa cornice di pubblico io vi ringrazio. Qui da Marco Genduso di Sportissimi è tutto, ci vediamo alla prossima.